Si è parlato di una fiscalità europea. Secondo lei è ipotizzabile, è stata una boutade? Dopo ci avviciniamo sempre più all'Europa perché l'ha accennato anche il nostro Gianluca Panto. Non è auspicabile, Per noi non è ma auspicabile. per tutta l'Europa, nel senso che è una centralizzazione invece di lasciare la politica economica, la politica fiscale più vicino al territorio, cioè in un sistema veramente federale come possono essere gli Stati Uniti, come può essere la Svizzera. Queste decisioni sulle tasse vengono fatte a livello di cantone, di Stato, di Länder, appunto perché anche queste piccole unità amministrative vanno in competizione tra di loro, quindi se in un sistema federale dove la provincia di Vicenza può decidere indipendentemente l'IVA, può fare competizione alla provincia di Verona o di Padova, spinte dai propri centri commerciali, quindi avendo meno risorse dall'IVA dopo sei costretto ad avere anche una spesa pubblica più efficiente, quindi devi decentralizzare e tenere il sistema fiscale più vicino al cittadino. Qualsiasi cosa che vuole accentrare anche a livello europeo è un obbrobrio che ci porterà a diventare verso uno sovietismo, insomma un centralismo Eccessivamente sì, e non sostenibile alla fine. E assolutamente. poi bisogna fare